Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che mi rode veramente tanto il culo fare, perché proprio oltre al danno la beffa, no? Perché già il Cagliari va bene del suo periodo, no? Allora, per chi non lo sapesse, io sono senza internet, ok? Sono senza internet dal 2 di aprile. Io è dal 2 di aprile che non ho internet a casa. Guardate, adesso vi faccio vedere, perché sennò poi sembra che dico stronzate, no? Sembra veramente che dico le stronzate, però dico la verità. Guardate qua. Vedete questo coso rosso? Questo. Questo sapete cosa sta ad indicare? Che manca il segnale ottico, quindi la fibra non c'è, quindi non ho internet, ok? Non ho internet dal 2 di aprile. Ho chiamato più volte il mio operatore, che è Tiscali, lo dico senza problemi. Hanno inviato miliardi di solleciti e io personalmente ho contattato l'azienda che tecnicamente è colei che ti dà la fibra, ok? Perché Tiscali è soltanto l'operatore, ma il gestore, diciamo, della linea vero e proprio è un'azienda che magari voi avrete sentito nominare, che si chiama Open Fiber, ok? Io adesso ve lo faccio vedere, spero che si veda. È dal... oddio, si vedrà? Vabbè, è il 2, io ho mandato una segnalazione e poi guardate qua ragazzi, quante gliene ho mandate. Guardate. Sì, vabbè, non va avanti. Ok. Guardate quante gliene ho mandate. Questa per esempio è del... oddio, non si vedrà. Del 9 aprile. Queste sono del 9 aprile, questa è del 10 aprile. Questa qua. Andiamo avanti. Continuo a contattare 10 aprile. 12 aprile. E oggi. Queste sono di oggi. Facciamo vedere bene. Guardate quante Cristo sono. Guardate. Perché sennò poi pare che me invento le cose. Guardate. Guardate quante so. Ok. Perché tutta sta sceneggiata? Perché dovete sapere che io sono stato contattato 3 volte per far venire un tecnico. Dove cazzo l'ho messa la sigaretta? Mi sono persa la sigaretta. Vabbè, stavo dicendo, sono stato contattato 3 volte per far venire il tecnico dentro casa, ok? 3 volte. Perché io nemmeno so in realtà dove sia il problema. Non lo so. Non lo so. Cioè io so solo che non ho internet che ho trovato la sigaretta. Allora, stavo dicendo, 3 volte doveva venire il tecnico dentro casa. La prima volta, se non mi sbaglio, era giovedì 8. Mercoledì o giovedì scorso, ok? Doveva venire il tecnico. Appuntamento fissato dalle 4:30 alle 6 di pomeriggio, ovviamente. Aspetto e non arriva. Ho detto vabbè, gli impegni, ci avrà avuto troppe cose. Per carità, uno capisce la gente che lavora. E quindi diciamo, mi c'ero tutto un pochetto il culo, però ho detto vabbè dai, una volta che l'abboniamo. Non, appunto, non viene, saltano il primo appuntamento, ne fisso un altro, il secondo. I primi 2 fissati con Tiscali però, perché è Tiscali che mi ha contattato e non Open Fiber, quindi non ho parlato direttamente con il tecnico, ma ho parlato con Tiscali.
Quindi il primo è andato, il secondo mi contatta appunto sempre Tiscali, mi fissa un altro appuntamento per lunedì 12, quindi questo lunedì. Quando è uscito il video, io tecnicamente avrei già dovuto riavere internet. Fissato appuntamento, sempre per il solito orario, quindi era di lunedì, però sempre dalle 16:30 alle 18 di pomeriggio. Anche in questo caso salta. Il tecnico non viene. Ieri, che era martedì, stavo lavorando, ricevo una chiamata da un numero che non era quello di Tiscali, ed infatti era il tecnico di Open Fiber che mi contatta dicendo: ho saputo che avevi preso appuntamento ma non si è risolto il guasto. Io gli ho detto: veramente non si è presentato nessuno e non ho preso un appuntamento, ne ho presi due, ok? Quindi mi dice: ok, ci scusiamo, prendiamo un altro appuntamento. L'appuntamento era preso per oggi, quindi io ieri ho parlato con un tecnico di Open Fiber che mi ha fissato un appuntamento per oggi dalle 8:30 alle 10:30, ok? Io ho, ho accettato, anzi sono stato io a proporgli quell'orario perché ho chiesto esplicitamente la mattina, e il tecnico per la terza volta non si è presentato. Io ragazzi non so che dirvi, io non so quando mi tornerà internet, sono sicuro che prima o poi mi tornerà, ma non vi so seriamente dire quando. Voi non potete immaginare il nervoso che ho addosso. Ho provato a contattare Open Fiber, non mi si è inculato di pezza. Tiscali, li sto bombardando, ma giustamente loro non possono fare perché di queste cose se ne occupa direttamente Open Fiber. Però, ragazzi, cioè, tre appuntamenti presi, 3 volte che il tecnico non viene. Ci ho pensato prima di dire faccio o no questo video. Alla fine ho deciso di farlo perché queste cose eh, devono, si devono sapere. Ok, io adesso non so se Open Fiber si comporta così in tutta Italia, però io parlo per Roma, o meglio per la mia zona. Fa veramente schifo al cazzo, cioè non ci si comporta così. Così non ci si comporta. Tra l'altro io non so né cos'ho, so che è assenza del segnale ottico, ma precisamente non so la causa. Non so dov'è il danno, perché non so nemmeno dov'è quello. E non so nemmeno quando verranno a aggiustarmelo. Non so cosa andrà fatto, non mi hanno detto un cazzo. E non mi hanno detto nemmeno le motivazioni per cui non sono venute le altre volte. E già stiamo a 3. 3. 3. Questo è l'aggiornamento, ve lo dovevo perché è veramente allucinante. Io spero di tornare il prima possibile, ma ragazzi, fino a quando non succede questo, io non sono veramente impotente. Io vi ricordo che gli aggiornamenti li posterò qua. Qua sotto trovate il link per il canale Telegram, lì scriverò gli aggiornamenti di quando e se tornerà internet. Però per il momento ragazzi la situazione è tragica. Se c'è qualcuno che magari può darmi una mano, perché veramente non si può andare avanti così, calcolando che io poi da qualche settimana avevo attivato la monetizzazione su Twitch, quindi sostanzialmente io con internet faccio una sorta di secondo lavoro. Così proprio non si può, così proprio non si può, non si può, raga.